Buonasera dalla redazione TG10, dunque nei titoli gli argomenti che tratteremo in questa edizione del nostro telegiornale. Cerimonia di proclamazione questa mattina nella Corte d'Appello di Catanzaro della neopresidente Jole Santelli, lunedì si insedia la cittadella. Presentato con grande enfasi dal Premier Conte il piano per il Sud, una montagna di denaro per l'area più povera del paese. La novità è che le risorse verranno gestite da Roma. Il ministro Speranza annuncia che il centro di neurogenetica diretto da Amalia Bruni continuerà il suo lavoro di ricerca, scongiurata la chiusura. Dopo l'inchiesta della Procura della Repubblica del Tribunale di Cosenza, l'attenzione è sui risultati delle analisi eseguite sui campionamenti prelevati dal fiume Mucone. Il Comitato Cittadino Pro Aeroporto chiede alle istituzioni crotonesi di garantire la continuità territoriale, 10 le proposte presentate. Un defibrillatore installato nel liceo scientifico Fermi ricorderà Mario Chiappetta, 19enne morto l'ottobre scorso in un incidente stradale insieme ad altri 3 coetanei. Oggi la cerimonia alla presenza dei genitori dello sfortunato ragazzo. Torna a vincere dopo 5 sconfitte il Cosenza che condanna il Livorno, 3 punti nel segno di Asensio per cominciare la risalita. Il Crotone fallisce il blitz a Castellammare. Ancora buonasera dalla redazione del TG10, dunque cerimonia di proclamazione questa mattina nella Corte d'Appello di Catanzaro della neopresidente Jole Santelli, lunedì si insedia alla cittadella, nessuna anticipazione da parte della neogovernatrice sui tempi e sul varo della nuova giunta. Sentiamo. Alle 10:50 del giorno 15 febbraio 2020 il Presidente dell'Ufficio proclama eletto Presidente della Giunta regionale della Regione Calabria la candidata Jole Santelli. Eccola la neopresidente della Regione, Jole Santelli, nel palazzo che ospita la Corte d'Appello di Catanzaro. Adesso è tutto certificato. È stata proclamata e quindi nei pieni poteri che i cittadini calabresi le hanno assegnato. Proclamazione anche per Pippo Callipo, che ha capeggiato le liste del centro-sinistra. Santelli lunedì sarà alla cittadella per prendere possesso della stanza riservata al governatore. Ci vorrà invece ancora qualche altro giorno per giungere alla proclamazione della pattuglia completa dei consiglieri, specie per quelli eletti nella circoscrizione nord. Qui pare siano state riscontrate delle irregolarità e addirittura potrebbe esserci l'intervento della magistratura di Paola, che sarebbe stata sollecitata a intervenire. Al momento però non vi è nulla di certo. Intanto oggi è il primo giorno da governatore della Calabria di Jole Santelli, vissuto con gioia e in compagnia di amici. Stamattina con lei c'erano Mimmo Tallini, Vandaferro e altri che non si sono lasciati sfuggire l'occasione di essere presenti allo storico passaggio. È infatti la prima volta, da quando esiste la regione, che lo scranno più alto è appannaggio di una donna. Jole sa bene cosa l'attende, che avrà gli occhi di tutto addosso e che dovrà dimostrare di essere pronta a caricarsi sulle spalle la pesante responsabilità di governare una regione afflitta da 1000 problemi e adagiata nel mare delle emergenze. Molto dipenderà anche dalla squadra che sceglierà e dalla volontà dei partiti che l'hanno sostenuta di collaborare con volontà e impegno. Insomma, oggi si comincia a fare sul serio. Dopo i giorni della festa delle congratulazioni, seguita la vittoria elettorale, non c'è tempo da perdere perché i problemi, tanti, troppi, bussano alla porta del 10° piano della cittadella. È probabile che forse già lunedì, quando metterà piede nel palazzo di governo della regione, Santelli vedrà Oliverio per il tradizionale passaggio istituzionale. Comincia così una nuova stagione per la Calabria. L'augurio è che sia foriera di cose buone per questa nostra terra. Presentato con grande enfasi dal Premier Conte il piano per il Sud, una montagna di denaro per l'area più povera del paese, la novità è che le risorse verranno gestite direttamente da Roma. La Calabria riparte da Gioia Tauro, volesse il cielo fosse così, con la montagna di soldi promesse dal Premier Conte. Beh, la sterzata potrebbe esserci, l'augurio e l'auspicio viaggiano a braccetto perché al momento possiamo solo augurarci questo, visto che anche in passato tutti i Premier che sono venuti a trovarci ci hanno detto belle cose, spiegandoci che senza il Sud il paese non va da nessuna parte, salvo poi, finita la festa, spenti i riflettori, arrivederci e grazie. Delle tante cose promesse non è stata mantenuta nemmeno una, ma questa volta Conte è deciso ad andare fino in fondo perché qui la situazione è a dir poco disperata. 0 infrastrutture, 0 lavoro, 0 o poco più la sanità, 0 trasporti e così via. I soldini ci sono, ha detto Conte, ma dobbiamo spenderli diversamente di quanto è accaduto in passato. L'elenco di possibilità presentato è lunghissimo e tutti i provvedimenti menzionati, qualora vedessero la luce, rappresenterebbero un toccasana per la nostra regione.
Sarà così? Magari, ma come si dice nella vita bisogna essere positivi, quindi attendiamo fiduciosi, facendo finta che sia la prima volta che dal governo nazionale ci dedicano attenzione. Il passato lasciamolo da parte, così come le delusioni e le amarezze per gli impegni non mantenuti. Nuovo capitolo, nuove attese, speriamo solo che non si traducano in nuove cocenti delusioni. Si tratta di un piano che fa una sorta di proiezione dei flussi finanziari da qui fino al 2030. La cosa importante è di dare concretezza alle occasioni di finanziamento. La novità forse più imminente e nuova è quella di introdurre come criterio di ripartizione dei fondi nazionali in conto capitale la clausola del 34%. Diciamo è una buona notizia, dovrà essere confermata a fine marzo dal Consiglio dei Ministri ed è una buona notizia perché da un lato introduce un criterio di proporzionalità nella distribuzione dei fondi nazionali tra nord e sud e soprattutto è una buona notizia perché risponde all'esigenza anche della Commissione europea di garantire addizionalità ai fondi strutturali, cioè non sostituzione. Per il resto si tratta di molti buoni propositi, servono calendari di spesa e soprattutto servono una piattaforma di contrattazione degli interventi anche su base regionale. L'altra novità che ho intravisto guardando velocemente ancora il piano è che c'è una sorta di centralizzazione della spesa, è come se le autonomie regionali fossero un po' depotenziate in questo piano di interventi e questa è una novità fortissima dal punto di vista della governance delle politiche pubbliche. Una chance importante poi per lo sviluppo della Calabria e la ZES, la zona economica speciale, se ne parla da tanto allora? La ZES è sicuramente un'opportunità per consentire al retroporto di Gioia Tauro in particolare di essere un luogo di industrializzazione. Nel piano sviluppo del Sud 2030 il ministro Provenzano ha previsto di introdurre un commissario governativo per migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'attività della ZES. Io credo però che per fare funzionare la ZES non serva molto un commissario governativo, sarebbe sufficiente attuare già tutti i regolamenti che sono stati previsti dal governo Gentiloni e dal governo Conte 1, e cioè per esempio dare concretezza al decreto di semplificazione. Relazione sull'attività del TAR della Calabria fatta dal Presidente del Tribunale Amministrativo Giancarlo Pennetti in apertura dell'anno giudiziario. Ha parlato della riduzione dell'arretrato, delle difficoltà per aver perso 2 magistrati dell'organico e anche dei debiti, della difficoltà di pagamento della pubblica amministrazione. Si conferma il trend di riduzione dell'arretrato pendente davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, che è passato dai 3.260 ricorsi pendenti al 2 gennaio 2019 ai 2.864 al 31 dicembre scorso, con una riduzione del 12%, e quanto è emerso tra l'altro dalla redazione sull'attività del TAR della Calabria fatta dal Presidente Giancarlo Pennetti in apertura dell'anno giudiziario 2020. Non abbiamo una patologia di arretrato, ha sostenuto il Presidente, il nostro percorso continua con l'obiettivo dell'eliminazione dell'arretrato, anche grazie all'arrivo dei 3 nuovi colleghi referendari vincitori di concorso. Nel corso del 2019 2 magistrati sono stati praticamente, gli è stato dato, sono stati dati dei trasferimenti, erano persone non calabresi, colleghi non calabresi, che hanno consentito di raggiungere destinazioni più vicine o addirittura nelle regioni di provenienza. Questo ha messo in ginocchio la sezione seconda, noi abbiamo 2 sezioni, e la seconda sezione ha perso 2 magistrati e si è ritrovata con 2 soltanto magistrati, il Presidente Nicola Durante e il consigliere Arturo Levato. Inevitabilmente non si poteva fare il collegio e si è andati avanti, come si dice, così, un po' arrancando, chiedendo prestiti di magistrati da altri TAR, naturalmente secondo le procedure previste in questi casi. Dalla relazione del Presidente del TAR Calabria emerge inoltre che nel 2019 sono stati depositati 107 ricorsi in materia di appalti pubblici e concessioni di pubblici servizi e di questi 58 sono stati definiti, 17 già assegnati ad udienza per la decisione. Io mi sono concentrato, perché il fenomeno è più rilevante anche in termini quantitativi, sui giudizi di ottemperanza volti alla condanna, a costringere le amministrazioni a pagare le somme di cui sono debitrici nei confronti dei cittadini, imprese, chiunque sia creditore delle amministrazioni. Quando riguarda le amministrazioni locali viene fuori, attraverso le relazioni di commissari ad acta che noi nominiamo, no? Viene fuori un quadro di forte sofferenza da parte delle amministrazioni e degli enti locali,
delle aziende sanitarie, di enti strumentali della regione. Si tratta sostanzialmente di difficoltà finanziarie che hanno peraltro un riscontro in analisi ufficiali. Torniamo ad occuparci adesso dell'operazione Arsenico che ha portato al sequestro del depuratore industriale comunale di Bisignano, 14 indagati, 2 obblighi di dimora. I provvedimenti sono scaturiti dalle indagini condotte dai carabinieri forestali e coordinate dalla Procura di Cosenza. Dai risultati delle analisi delle acque è evidenziata la pericolosità per la salute. Una schiuma bianca e maleodorante, l'acqua del fiume Mucone alterata, avvelenata dai liquami non trattati scaricati direttamente attraverso un bypass, un tubo per capirci nel torrente. Lo sversamento illecito di rifiuti pericolosi, spazzatura industriale, avveniva di notte a Bisignano, dove sono stati chiusi il depuratore industriale della Consuleco e quello comunale. 14 gli indagati nell'ambito dell'operazione Arsenico, portata a termine dai carabinieri forestali coordinati dalla Procura di Cosenza, il più grande depuratore industriale del sud che non depurava le scorie arrivate da aziende come l'Ilva, ma decideva di scaricarle direttamente nel fiume. I campionamenti delle acque prelevate dai militari e le analisi dai risultati che non lasciano spazio a dubbi. Abbiamo trovato, a secondo dei diversi elementi, diverse concentrazioni. Arriviamo anche fino a 40.000 volte i limiti consentiti per le Escherichia-coli, fino a centinaia di volte per altri parametri, quindi un livello di concentrazione molto elevato. Poi, al di là dell'impietosità dei numeri, quando noi andavamo sul posto era veramente impressionante l'odore acre, l'irritazione che causavano i miasmi provenienti dallo scarico, proprio sia per noi che per i militari che operavano. Acqua questa che attraversa campi coltivati e arriva al mare, pericolosa per la salute, è stato sottolineato più volte dagli inquirenti. Inquinamento ambientale l'accusa per gli indagati, 2 dei quali i dirigenti della Consuleco sottoposti all'obbligo di dimora, ma per la Procura di Cosenza si tratta di un vero e proprio disastro ambientale. Adesso parliamo del caso di Lisa Gabriele, ci sono novità importanti, caso riaperto ormai da mesi dopo una lettera anonima e si va probabilmente verso, e si spera, verso una soluzione. Lisa Gabriele, la 22enne trovata senza vita in un bosco a Montaltuffugol nel 2005, fu uccisa. Si sgonfia definitivamente la pista del suicidio emersa in un primo tempo. A tale scopo sono stati disposti nuovi accertamenti sui vestiti della ragazza dopo la riapertura delle indagini scattata grazie a un esposto della famiglia della giovane e una lettera anonima inviata all'autorità giudiziaria. Accanto al corpo di Lisa Gabriele furono trovate alcune confezioni di psicofarmaci, una bottiglia di whisky e un biglietto di addio. Già l'esame autoptico stabilì che la giovane non aveva bevuto e non aveva assunto farmaci o droga e sarebbe stata soffocata in un luogo diverso da quello del ritrovamento del cadavere. La perizia calligrafica ha accertato poi che a scrivere il biglietto trovato non fu la ragazza, una messa in scena alla presenza dei farmaci ritrovati, lasciati per far credere che la giovane si fosse suicidata. Non ci sono al momento indagati, ma l'indagine avrebbe preso una direzione precisa che potrebbe concretizzarsi quanto prima. Adesso parliamo del centro di neurogenetica diretto da Amalia Bruni che continuerà il suo lavoro di ricerca. È stata scongiurata la chiusura, l'annuncio da parte del ministro Speranza. Il centro di neurogenetica di Lamezia Terme non chiuderà. Le rassicurazioni arrivano dal ministro della Salute Roberto Speranza, che d'intesa con il commissario ad acta della sanità calabrese Saverio Cotticelli e con il commissario straordinario di Catanzaro Giuseppe Zuccatelli ha definito un percorso che consentirà al centro diretto da Amalia Bruni di proseguire e consolidare le attività di ricerca nel delicato settore della neurogenetica. La paventata chiusura del centro per carenza di fondi aveva suscitato sconcerto e perplessità e anche i familiari dei pazienti affetti da Alzheimer erano scesi in campo per difendere le cure e la ricerca, unica fonte di speranza. Mogli, mariti e figli di persone affette da demenza che hanno nel centro un punto di riferimento importante. Ebbene, adesso c'è la buona notizia, ma cosa prevede il percorso studiato dal Ministero per garantire la prosecuzione delle attività? Il centro sarà immediatamente collegato all'azienda ospedaliera universitaria Mater Domini di Catanzaro, che ne assumerà temporaneamente
tecnicamente e funzionalmente la gestione nell'attesa del perfezionamento dell'accordo al quale da settimane si sta lavorando con l'IRCA, azienda sanitaria pubblica con sede anche a Cosenza che opera nell'ambito geriatrico. Una soluzione, fa sapere il Ministero della Salute, che consentirà da un lato di riconoscere pienamente il ruolo sovraregionale del centro nell'ambito non solo dell'assistenza ma anche delle attività di ricerca, dall'altro di superare lo stallo causato dalla difficoltà di finanziare annualmente le attività del centro con il Fondo Sanitario della Calabria, regione ancora in piano di rientro. Il centro quindi rientrerà nell'alveo delle istituzioni sanitarie che oltre a svolgere attività assistenziale sono anche orientate alla ricerca. È intenzione del governo, sottolinea il ministro Speranza, fornire un concreto contributo per salvaguardare il patrimonio di conoscenze e il lavoro appassionato di questa comunità scientifica, i cui risultati hanno avuto un'eco internazionale, facendo fare significativi passi in avanti nella conoscenza e nella cura dell'Alzheimer. Consegnato questa mattina al Fermi di Cosenza un defibrillatore in memoria di Mario Chiappetta, il 19enne morto nell'ottobre scorso in un tragico incidente stradale insieme a 3 amici. Le toccanti parole dei genitori nel prossimo servizio. Mano nella mano Maria e Gianfranco insieme tirano giù il telo rosso, eccolo il defibrillatore consegnato al liceo scientifico Fermi di Cosenza, la scuola frequentata dal figlio, quell'unico figlio che oggi non c'è più. Mario Chiappetta aveva 19 anni, è morto in una tristissima sera d'autunno in un incidente stradale insieme a 3 amici, una tragedia che ha sconvolto tante famiglie il 5 ottobre scorso. Nell'aula il dirigente scolastico Angela Corso, i rappresentanti dell'associazione Franco Loise e le famiglie della scuola dell'infanzia, l'isola che non c'era, che hanno voluto la raccolta fondi e destinato il ricavato all'associazione Loise per l'acquisto dello strumento salvavita. Una mattinata diversa in cui il dolore dell'assenza è nelle lacrime inarrestabili dei genitori che hanno deciso di esserci e accogliere l'iniziativa dedicata al ragazzo. Il nome di Mario legato al defibrillatore, strumento di vita perché è fondamentale nell'assicurare a scuola un intervento immediato in caso di arresto cardiaco improvviso. Maria trova la forza di parlare in nome di quel figlio il cui sorriso custodirà nel cuore per sempre. Possa tu dall'alto far sì che questa teca non debba mai aprirsi e che ciò rimanga una presenza di amore e di dimostrazione di rispetto per la vita. Grazie a chi, anche se non presente, porta nel cuore il mio Mario. Ciao, io a te, grazie amore. Il commissario straordinario dell'ASP di Cosenza, Daniela Saitta, ha reso noto di aver revocato in autotutela l'incarico conferito alla dottoressa Cristina Di Lazzaro, sua figlia, nonché dottore commercialista e revisore legale, già con precedente esperienza bancaria in società di revisione. Va precisato che l'incarico non prevedeva alcun onere a carico dell'ente, come indicato nella stessa delibera. Ci spostiamo a Crotone, dove il Comitato Cittadino Pro Aeroporto chiede alle istituzioni di garantire la continuità territoriale. 10 le proposte presentate. 10 proposte per garantire la continuità territoriale dell'aeroporto di Crotone illustrate dal Comitato Cittadino dopo gli incontri istituzionali avuti a Roma con il Ministro delle Infrastrutture e con l'ENAC. La continuità territoriale è uno strumento legislativo che ha lo scopo di garantire i servizi di trasporto ai cittadini che vivono in zone disagiate. Secondo il Comitato, la continuità territoriale non deve essere un mero riconoscimento ma un vero e proprio piano di investimento. Abbiamo presentato sia al MIT che all'ENAC delle proposte per quanto riguarda il sistema aeroportuale. Abbiamo analizzato in questi anni ciò che secondo noi non va per l'aeroporto di Crotone e abbiamo allocato i ragionamenti insieme ai comitati di Taranto, Trapani e Reggio Calabria che condividono con noi alcuni punti. Abbiamo cercato di analizzare qual è la problematica. Tra le proposte avanzate dal Comitato, concessioni speciali per gli aeroporti in continuità, previsioni di penali ed eventuale revoca in caso di una gestione che non rispetti il requisito della continuità territoriale e trasparenza totale della gestione aeroportuale. Chiediamo una protezione dei passeggeri, dei cittadini, perché Crotone ha una valenza soprattutto
sociale. Nel mirino del comitato cittadino la gestione della SACAL. È una SACAL che gestisce a distanza l'aeroporto di Crotone, che non comunica col territorio. Il piano industriale è segretato, dicono che non ci interessa il piano industriale, nessuno sa quanto vogliono investire e nessuno lo va a chiedere, nessun politico lo va a chiedere. Bernardino Telesio, protagonista della lezione ieri all'Accademia Cosentina, relatore un giovane studente dell'Unical. Per la prima volta uno studente dell'Università della Calabria sale in cattedra per una lezione nel Tempio della Cultura alla prestigiosa Accademia Cosentina. Stefano Manza, 20 anni, iscritto al secondo anno della Facoltà di Lettere Classiche dell'Unical, il giovane e brillante relatore, ha parlato di Bernardino Telesio tra pensiero e poesia. Telesio, un grande filosofo, riesca a essere anche un grande studioso della letteratura antica e di come riesca a sintetizzare in 43 esami, quindi in un testo veramente esiguo, una grande cultura e l'insieme delle dottrine umanistiche che si basano prettamente sul culto della sapienza. Questo è Telesio nel Carmen ad Ioannam Castriotam, un testo praticamente inedito, un testo raramente curato perché accantonato in quanto campeggia prevalentemente nell'opera di Telesio il lato speculativo, il lato meccanicistico, il lato filosofico, e questa è una riscossa anche di un umanista eclettico che in un periodo di decadenza dell'umanesimo ritrova le orme dei propri padri. Un incontro inserito nella programmazione annuale dell'antico Istituto di Cultura, ma quale la missione dell'Accademia Cosentina fondata da Parrasio. La missione c'è scritto nel regolamento, nello statuto, che la missione è la cultura e lo scrive in lettere maiuscole. Cultura che si estende in tutti i campi. Era nata come accademia soltanto letteraria quando la fondò Parrasio, ma il Telesio, che apportò una modifica allo statuto, ha aggiunto, come era logico che fosse, le materie scientifiche, per cui estende il suo interesse in tutte quelle che sono le materie, le discipline che formano la cultura. A Villa Rendano adesso, dove si discute di reti di musei nell'ambito del terzo ciclo degli aperitivi culturali. A Villa Rendano, a Cosenza, ha preso il via il terzo ciclo di Aperitivi Culturali 2020, dedicato al ruolo che oggi hanno i musei. Il progetto della Fondazione Attilio e Elena Giuliani ruota attorno al museo Consenzia Itinera ed al centro storico di Cosenza. Argomento privilegiato dei dialoghi che termineranno a giugno sarà i musei del XXI secolo e gli importanti temi di attualità collegati e che animano il dibattito culturale. Un ciclo importante che vuole evidenziare il ruolo completamente trasformato dei musei nei contesti cittadini, nei contesti territoriali, con uno degli argomenti più importanti dell'attuale dibattito museale, che è appunto quello della costituzione di reti e sistemi. Un tema che va di pari passo con il decreto ministeriale 113 che ha stabilito appunto la nascita del sistema museale nazionale e che costituisce per la Calabria, per tutte le regioni ovviamente, una grande opportunità, e che la città di Cosenza sta portando avanti con l'idea di costituire una rete museale territoriale. È necessario mettersi in rete, innanzitutto per offrire una migliore qualità dei servizi, un'offerta culturale certamente integrata come primo risultato dei servizi qualitativamente più elevati. Poi c'è la necessità anche di dialogare per aumentare anche i pubblici dei nostri musei, ma non solo dei musei, degli istituti culturali. La rete museale è intesa anche come sistema territoriale e poi importante in centri diciamo meno così oggetto dei grandi flussi turistici, e lì diciamo che la rete ha più senso e dà maggiori risultati. Dialoghi sarà anche una preziosa occasione di aggiornamento professionale, di confronto interistituzionale e di ampliamento e rafforzamento degli obiettivi di chi opera in questo comparto.
Adesso il calcio, la Serie B, cominciamo dal Cosenza che riparte da Livorno in una sfida difficile su un campo di una squadra disperata per la classifica. D'altro canto il Cosenza veniva da 5 sconfitte consecutive ed era altrettanto disperato. Si riparte con una vittoria da 3-0 nel segno di Asensio e Bruccini, una prestazione convincente. Poi venerdì arriverà al Marullo e Frosinone. La prima di Pillon, la prima vittoria del 2020, il Cosenza riparte da Livorno condannando i toscani con sentenza quasi definitiva e tirando un sospiro di sollievo dopo 5 partite dal sapore amaro. Una sfida da ultima spiaggia per i padroni di casa, delicatissima per i lupi chiamati a invertire la rotta e a tenere un ritmo forsennato da qui alla fine del campionato. L'11 in maglia bianca parte bene, punge ma non concretizza e rischia pochissimo. Sciaudone è ispirato ma non inquadra lo specchio, il Cosenza è padrone del campo e sfiora più volte il vantaggio che arriva alla mezz'ora sui sviluppi di un calcio di punizione. Servono 2 tocchi ad Asensio per battere Plizzari, ma il risultato premia gli ospiti che sbloccano la gara. E il terzo gol dell'attaccante spagnolo è stato di grazia, tanto da raddoppiare dopo 2 minuti in modo spettacolare. Palla che scende dopo il rimpallo, il numero 9 si coordina e gira in rete con una splendida rovesciata. Gol della settimana e 0-2. Il tris allo scadere, con Sciaudone che vede serve Bruccini sul secondo palo, controllo e Boi della posizione defilata per la rete del centrocampista che chiude il match. Già perché il Cosenza nella ripresa offre raramente il fianco ma ci mette sempre una pezza, anche quando Casasola e Perina sono costretti a fare gli straordinari o quando la palla scagliata da Bogdan sbatte sulla traversa. Di contro non arriva il quarto gol nonostante l'uomo in più per l'espulsione di Agazzi che rimedia un doppio giallo in pochi secondi e le occasioni capitate a Baez subentrato a Pierini che in 2 circostanze manca di poco lo specchio e il terzo acuto personale e Sciaudone che scheggia il palo alla destra di Plizzari con una bella conclusione. Venerdì sera sarà di scena al Marullo e Frosinone, una prova di maturità che il Cosenza non dovrà fallire. La squadra si è espressa bene nella prima parte, ci sono delle cose da migliorare perché abbiamo concesso poi un contropiede su 2-0 che non possiamo concedere quando vinci 2-0 perché magari becchi gol la partita diventa un'altra partita, perciò siamo stati bravi nella prima mezz'ora a far bene, a fare i gol. Benino nella gestione, forse si poteva fare qualcosina meglio anche lì, però la squadra era importantissimo per noi vincere oggi, è inutile stare qui a di là di come abbiamo giocato più o meno bene, importantissimo la vittoria perché ci consente di guardare avanti e di riaprire certi discorsi che sono importanti, questi 3 punti. Era uno scontro diretto, era importante vincerlo. E sarebbe stato importante vincere anche per il Crotone in chiave secondo posto contro la Juve Stabia. Stroppa aveva parlato delle insidie del Menti, delle insidie delle Vespe e si è tutto concretizzato in questo 3-2 rocambolesco. Vediamo. La Juve Stabia si conferma squadra difficile da battere e dura a morire. Anche al cospetto del Crotone le Vespe non mollano e conquistano i 3 punti pesanti in chiave salvezza, fermando ancora una volta la corsa dei calabresi. La Juve Stabia parte fortissimo con la sua consueta aggressività iniziale che mette in difficoltà il Crotone. Vantaggio delle Vespe che si concretizza al 14° quando Forte realizza un gol di tacco in acrobazia sul primo palo sul calcio d'angolo battuto da Calò. Ritmi altissimi, gara ricca di emozioni. Al 24° il pareggio del Crotone al termine di una bellissima azione, scambio al limite Simi Messias e inserimento di Armenteros che non sbaglia tu per tu con Provedel. Il Crotone alza i giri e la Juve Stabia inizia a soffrire. Al 34° il sorpasso dei calabresi sulla goffa disattenzione della Juve Stabia che dimentica Benali sul cross dalla destra e la mezzala inserendosi da dietro fa 1-2. Ma le Vespe lasciano poco tempo ai pitagorici per festeggiare il vantaggio perché al 37° Calò va alla battuta di una punizione dai 20 metri che pennella in porta a scavalcare la barriera con Cordaz che resta immobile. Risposta rabbiosa del Crotone che ci prova prima con Messias sfiorando nuovamente il palo e poi un minuto dopo con la conclusione defilata di Armenteros sventata da Provedel. Si chiude sul 2-2 un primo tempo pirotecnico. Nella ripresa calano i ritmi ma la gara resta piacevolissima. Al 5° Messias colpisce la traversa direttamente da calcio d'angolo, azione fotocopia a parti invertite al 20° quando è Calò che colpisce la traversa dalla bandierina, ma sulla respinta tira 3 volte la Juve Stabia trovando sempre un muro. Sullo stesso capovolgimento di fronte guadagna corner il Crotone che imbecca un Benali troppo solo in aria che di testa manda la sfera alta. Al 35° il prodigioso Provedel sulla conclusione ravvicinata del neo entrato Mazzotta abbandonato ingenuamente dalla retroguardia stabiese, ma al 44° la Juve Stabia trova il nuovo e definitivo vantaggio. Calò va ancora una volta alla battuta del corner e questa volta è Addai che di testa arriva prima di tutti facendo impazzire il Menti per il 3-2 finale. Adesso il meteo con le previsioni per le prossime ore, vediamo. Una perturbazione nord-atlantica scorrerà da nord-ovest verso sud-est lungo la penisola balcanica. Con la sua propaggine più occidentale coinvolgerà in modo attenuato un po' tutto il settore orientale della nostra penisola.
Sulla Calabria è previsto un debole peggioramento, specie sui settori tirrenici. Domani condizioni di cielo sereno su gran parte della regione, poche nuvole ancora si attarderanno tra Vibonese e Reggino Tirrenico, temperature in diminuzione nei valori minimi nelle zone interne, in lieve rialzo nei valori massimi. Passiamo a mari e venti. Domani ventilazione dai quadranti settentrionali moderata con rinforzi sul Crotonese. I mari saranno poco mosso l'Alto Tirreno e lo Ionio Reggino e Catanzarese, mosso il Tirreno centro-meridionale e lo Ionio Cosentino, molto mosso lo Ionio Crotonese. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci, buona serata e buon weekend.